Parola d'ordine: lavoro, lavoro e ancora lavoro. Lavoro per i giovani, soprattutto a caccia di un primo impiego, ma anche per le aziende e per chi il lavoro lo ha perso. È il leitmotiv del governo, ma anche della Regione Veneto, che ripescono dal dimenticatoio i centri per l'impiego, prima in capo alle province, che dal 1° gennaio a pieno titolo sono diventati parte importante e operativa delle politiche del lavoro del Veneto. Noi abbiamo deciso di mapparli, rimotivarli, fare formazione agli operatori, perché non possiamo sentirci dire che non servono, che non sono utili, quando invece sono utili e servono. E quindi abbiamo rimotivato, formato e anche abbiamo un piano di potenziamento condiviso con il governo. 89 le persone che andranno distribuite tra i vari centri per l'impiego sparsi per la regione, solo a Vicenza ne aveva ben 7. Assurti al ruolo che gli confà, ovvero di mediatori tra domanda e offerta di lavoro, il prossimo 7 novembre da Arzignano a Bassano del Grappa, da Schio a Padova, da Vicenza a Treviso, per citarne alcuni, partirà la giornata del recruiting, termine inglese per reclutamento, e in questo caso sta per messa in contatto tra imprese e disoccupati. Un primo assaggio di quanto sta mettendo in campo il governo e dove i centri per l'impiego diventano punto nodale. Oggi sono fondamentali per l'assegno per il lavoro. 9.700 persone in Veneto dall'inizio dell'anno hanno trovato una buona occasione di lavoro, persone che avevano più di 50 anni in difficoltà, proprio passando dai centri per l'impiego. Ciascun cittadino che ha bisogno di lavoro deve sapere che il centro per l'impiego può trovare una risposta, e dall'altra bisogna essere più utili alle imprese. Le imprese attingono agli elenchi del centro per l'impiego anche per avere quei contratti che poi gli aiutano negli sgravi fiscali. Ecco, questi strumenti diventano fondamentali.